Ciao ragazzi, questa è una delle due pale eoliche, l'altra, vediamo, la vedete là sullo sfondo, eccola là, della Tecpa, azienda di Bovolone specializzata nella produzione di impianti di automazione e robotizzazione per il confezionamento di prodotti alimentari, azienda che è main sponsor della Fiera Agricola di San Biagio. Queste due pale eoliche sono entrate in funzione ad aprile dell'anno scorso e sono andate a integrare gli altri impianti già esistenti basati sullo sfruttamento di energie rinnovabili, quindi la geotermia e l'impianto fotovoltaico. Oggi, a 8 mesi di distanza dall'inizio del funzionamento dell'impianto, sono tornato qui da Tecpa per capire se questa sfida, perché così un po' l'aveva anche chiamata il suo titolare Riccardo Pasetto, è stata vinta. Aveva detto: io vi stupirò. Andiamo a capire se è vero. È stata vinta questa sfida? Direi proprio di sì. Adesso non ho sotto mano l'ultimissimo dato, diciamo, dell'accumulo di tutto quello che è stato prodotto dalle pale, ma comunque siamo, mi sembra, sui 30 megawatt a pala prodotto e quindi insomma, considerando che tutti dicevano che avremmo fatto zero, direi che siamo già a un buon risultato. Ma è in linea con le aspettative o è superiore? Allora, dalle discussioni che abbiamo fatto internamente, molto in mente è anche superiore di quello che ci aspettavamo, perché effettivamente anche noi ci credevamo e tutto, però sai, era soltanto dopo il campo che ti dava il risultato vero e quindi siamo veramente soddisfatti. E in termini di risparmio di emissione di anidride carbonica, in cosa si traduce quantitativamente? Allora, tutto il sistema ovviamente, quindi tutta quanta la combinazione di questo, abbiamo superato tranquillamente le 300 tonnellate di CO2 evitata, siamo quasi a 400. Da quando in verità abbiamo fatto il rilevamento, quindi mi sembra sia aprito ad aprile il rilevamento, quando abbiamo installato anche le pale. Damiano, che cosa racconta quel grafico animato? Allora, questo grafico animato racconta quello che è, diciamo, lo stato energetico della nostra azienda istantaneamente, quindi noi ogni istante sappiamo quello che sta succedendo e quello che avviene energeticamente parlando nella nostra azienda. Quindi sappiamo quanto stanno producendo i pannelli fotovoltaici, sappiamo quanto sta producendo l'eolico, sappiamo lo stato in tempo reale della batteria, quindi dell'accumulatore, e sappiamo anche tutti i consumi della nostra azienda, quindi i vari reparti, quanto stanno consumando, e quindi riusciamo a capire e a gestire nel modo migliore tutta l'energia della nostra azienda. Questo sistema integrato di fonti rinnovabili, che fabbisogno vi permette di coprire? Allora, con tutto questo sistema noi riusciamo a coprire tranquillamente almeno il 90% del nostro fabbisogno, e stiamo comunque cercando di ottimizzare e migliorare ancora tutto quello che è questo sistema per riuscire ad arrivare effettivamente al 100%. Quindi stiamo ancora sistemando quello che è tutta la comunicazione con le pale, la gestione tra tutto quanto il sistema, per appunto arrivare veramente al 100% in tutto il tempo dell'anno, perché ovviamente ci sono periodi in cui è più facile e periodi in cui è più difficile raggiungere questi risultati. In termini di ammortamento, perché qui l'investimento è considerevole, in quanto tempo pensate di riuscire a completarlo? Allora, in verità noi completiamo questo progetto senza fare questo calcolo. Sembrerà assurdo perché tutti di solito guardano soprattutto il ritorno economico, noi l'abbiamo fatto proprio per avere un'azienda green, diciamo, quindi non guardando la parte economica. E dai calcoli che stiamo facendo in verità sarà molto più breve di quello che pensavamo. Qualche anno dovremmo riuscire a ripagarci tutto, ma come diceva mio Paolo, ho partito con questo progetto col cuore e non con la testa, quindi è tutto nato da lì, diciamo. Produrre con l'energia alternativa quindi si può. Direi proprio di sì, vedendo i risultati di CO2 che stiamo evitando di emettere nell'ambiente, direi proprio che si può. Dopo l'esperienza che avete iniziato e state tuttora vivendo, siete anche diventati un modello o un riferimento anche per qualche vostro collega? Sì, tanti nostri colleghi che hanno anche loro aziende produttive come le nostre ci hanno chiesto informazioni, si stanno informando, perché anche loro, soprattutto in alcuni settori come quello qua in particolare di un mio cliente, dove gli chiedono che i suoi prodotti siano prodotti da energia green, per lui sta diventando quasi indispensabile percorrere questa strada, e quindi con lui stiamo facendo una collaborazione e gli stiamo, diciamo, trasferendo il nostro know-how per farlo crescere anche lui sotto questo punto di vista, insomma. Quindi diventa strategico. Sì, direi di sì, perché lui ci spiegava che alcune commesse le ha perse proprio perché la sua energia magari non era 100% green, o comunque una percentuale di cui queste grandi multinazionali ormai richiedono, e quindi lui sta puntando questo per recuperare le quote di mercato che stava rischiando di perdere.